Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori e i telespettatori. È Renato Pasqualotti che vi parla dagli studi di Radio Conegliano, Veneto Globe, il grafologo, che oggi avrà un argomento particolarmente simpatico e si tratta di cercare di spiegarvi come può essere interpretato lo scarabocchio del bambino. Abbiamo visto che l'impulso parte sempre dal cervello e questo ovviamente avviene anche nel bambino. Questo impulso dal cervello arriva alla mano, la quale compie un movimento particolare in funzione appunto dell'impulso che ha ricevuto. È innata in noi questa tendenza di lasciare una traccia del nostro essere. L'avevano anche gli uomini primitivi, gli uomini delle caverne, quando su questi muri di queste caverne, queste rocce incidevano in modo particolarmente significativo delle figure di animali o comunque tracciavano dei segni che possiamo riscontrare anche adesso nell'archeologia, in queste ricerche che facciamo. Allora, che cosa fa il bambino? Il bambino non ha ancora un linguaggio proprio. Parliamo di un'età che va attorno ai 2 anni. Ha appena cominciato a camminare, a muoversi. Eppure, se noi gli diamo un foglio, gli diamo una matita colorata, una biro, un pennarello, noi vedremo che questo bambino farà dei tracciati. E noi ci domandiamo, ma come mai nessuno gliel'ha insegnato? Questo sta a significare che è insito proprio nell'uomo quello di lasciare una traccia. Noi magari trascuriamo il significato, non riusciamo a capire perché un tracciato è dritto, angoloso, piuttosto che più curvo o meno. Eppure, se noi siamo attenti, e il grafologo ha fatto anche questo studio, quindi non soltanto della scrittura tramite delle lettere ben precise che abbiamo imparato a scuola, ma anche dal semplice tracciato, possiamo dare dei significati, delle interpretazioni che sono estremamente importanti perché possiamo capire come il bambino si relaziona nel suo piccolo mondo. Il mondo che ovviamente è circoscritto dall'ambiente genitoriale, soprattutto nel rapporto con la figura materna. Io per darvi qualche informazione in più rispetto a quello appunto che vi ho detto, uso questo libro scritto da Evi Crotti e da Alberto Magni. Teniamo conto che Evi Crotti è una grafologa, Magni è un medico psichiatra e psicoterapeuta. Hanno insieme fondato una scuola a Milano di grafologia e si sono specializzati soprattutto sulla grafologia clinica, psichiatrica, criminologica, ma anche dal punto di vista pedagogico. Evi Crotti ha cercato di interpretare questi segni e ha fatto delle considerazioni particolarmente significative che io ora cercherò appunto di vedere assieme a voi e di leggervi. È un libro interessante, di un costo molto contenuto, che io consiglierei un po' a tutte le mamme, a tutte le educatrici, perché non trascurino quei segnali che arrivano appunto attraverso lo scarabocchio del bambino. Allora, partiamo da uno scarabocchio, lo scarabocchio che va dal primo anno ai 3 anni di vita del bambino. Lo scarabocchio che il bambino fa, quindi questo incidere sul foglio, questo premere sul foglio, può essere di un tipo angoloso, con dei tratti molto ravvicinati, che esprimono una certa tensione e un certo disagio nel rapporto che il bambino ha rispetto alla madre.
è un atteggiamento di tipo aggressivo, perché vedete è angoloso e i tratti sono particolarmente ravvicinati. Quando può essere, attenzione, può essere una situazione del momento, può essere che la madre sia stata particolarmente disattenta nel momento, in pochi momenti prima che il bambino scrivesse, per cui c'è questo atteggiamento quasi di rabbia, di aggressività. Quando invece il movimento diventa un po' più ampio, quindi con un segno circolare, ecco che allora queste angolature, queste tensioni si vanno smussando e il rapporto diventa più normale. È un linguaggio questo, ovviamente, è un linguaggio significativo, importante, che va interpretato. Con lo scarabocchio, dice appunto Evi Crotti, si va ad esplorare soprattutto l'aspetto istintivo ed affettivo del bambino, che colora costantemente e rende vivace il comportamento. Lo scarabocchiare comprende almeno 2 momenti fondamentali che vanno dall'attimo in cui il bambino decide di lasciare una traccia a quando questo assume una forma. È una elaborazione mentale. Quindi è significativo perché noi possiamo vedere che tipo di elaborazione mentale attua il bambino, che non sarà poi soltanto nel trascrivere, nello scarabocchiare, ma ci darà delle informazioni sul suo equilibrio, per quanto piccolo sia il bambino, sul suo equilibrio psicologico. Particolarmente importante è capire e vedere, osservare come il bambino tiene in mano la penna. La penna è uno strumento nuovo, la matita, il pennarello. Se l'impugnatura è l'impugnatura classica che usa anche poi l'adulto, noi possiamo già dire che c'è armonia dal punto di vista psicologico del bambino. E questo è particolarmente significativo. Viceversa, se l'impugnatura è un po' anomala, per cui stringe la penna o addirittura è al contrario, noi sicuramente dovremmo cercare di educare il bambino alla corretta impugnatura, ma ci dà dei segnali già di uno stato di disagio, di difficoltà. È un'osservazione che noi non possiamo non trascurare perché è particolarmente importante e significativa per la formazione e l'equilibrio del bambino poi quando va a crescere. Un'altra cosa particolarmente importante è l'occupazione dello spazio, cioè quando noi diamo un foglio a un bambino, dov'è che va a iniziare il suo tracciato, il suo scarabocchio? Tendenzialmente il bambino occupa la zona centrale del foglio, esprime in questo modo il suo naturale egocentrismo. Attenzione, è naturale ed è bene che così sia, perché il bambino è al centro di quel mondo, chiede l'attenzione dei genitori e dell'ambiente e quindi lo scarabocchio, consideriamo quindi un foglio non gigantesco, ma un fogliettino piccolo, se si va a collocare al centro, ecco che allora possiamo dire che va tutto bene. Se la sua collocazione, quindi dell'iniziare questo tracciato, la troviamo un po' fuori, in alto, in cima, allora vuol dire che c'è una situazione di una certa timidezza, vorrebbe quasi scivolar via. Se noi troviamo invece un tracciato che inizia nella parte sinistra del foglio, vuol dire che inconsciamente questo bambino cerca un contatto ancora con la madre. La parte sinistra del foglio, il margine di sinistra, sta a simboleggiare la sua relazione con la madre. È una ricerca di affetto, di attenzione. Viceversa, se questo invece avviene nella parte destra del foglio, è come una forma di evasione, di cercare, sia pur da bambino, da piccolo com'è,
una propria autonomia. Questo significato noi lo troviamo poi anche nella scrittura dell'adulto, perché dal punto di vista simbolico occupare uno spazio partendo da un punto piuttosto che dall'altro dà un significato particolarmente importante ed interessante. Il tratto può essere regolare, quindi abbastanza costante, e quindi sta a significare la disinvoltura, quasi direi, la capacità di adattarsi all'ambiente, di inserirsi naturalmente, di sentirsi accettato. Diversamente, quando il tracciato invece è tutto irregolare, intercalando quindi dei movimenti curvi con dei movimenti angolosi o dei tracciati piuttosto scuri all'interno, allora c'è una certa tensione, c'è una certa esigenza di trovare facilità nell'adattamento, che non è così spontanea, così immediata. La pressione poi. Pressione intendiamo il modo che ha il bambino di calcare sul foglio col proprio tracciato. È particolarmente significativa per la forza, per l'energia con cui il bambino imprime, quindi la sua ricerca di autonomia diventa particolarmente significativa. Può essere autonomia, oppure se il tracciato, come avevamo visto poc'anzi, diventa molto ravvicinato e molto scuro, allora vuol dire che c'è tensione, c'è un atteggiamento di rabbia. Il tratto leggero, invece, sottile, che poi nella grafologia, nell'adulto noi definiamo tratto filiforme, che quindi è come un filo leggero, sta a significare invece sensibilità del bambino. Ecco, qui ci vuole una particolare attenzione da parte dell'educatore, perché non avendo questo bambino una particolare energia fisica, non potrà mai il genitore o l'educatore forzare il bambino a delle attività che comportano affaticamento. Chiede attenzione, è un bambino particolarmente delicato e sensibile. Quindi va sollecitato più che dal punto di vista motorio, dal punto di vista della propria fantasia. Sarà un bambino che anche in età successiva non sarà aggressivo, quindi non cercherà sicuramente la lotta, ma la comprensione. La forma può essere appunto, come abbiamo visto, circolare, e quindi vuol dire che il bambino si armonizza nell'ambiente, si adatta all'ambiente, oppure angolosa e quindi aggressiva. Ci sono poi dei tratti puntiformi, cioè il bambino a fianco a questo può mettere dei punti, è come una forma quasi di insicurezza, il tracciato non è continuativo ma frammentato. Io ho sotto mano un foglietto che una bambina di 2 anni, figlia di miei amici, mi ha fatto qualche anno fa. Siamo nell'ottobre del 2009. È particolarmente significativo, perché quando noi andiamo a parlare dell'occupazione dello spazio, noi possiamo trovare e osservare, vedere come questa bambina ha iniziato a fare un segno circolare nella parte piuttosto alta ma centrale del foglio, poi è scesa, ha fatto un altro scarabocchio un po' più completo, più complicato, un altro ancora, e poi alla fine, in fondo del foglio, ha fatto un segno un po' strano, un circolo un po' interrotto e complicato. A questa bambina che aveva iniziato quindi a parlare ma che sapeva esprimersi, io ho cercato anche di capire, perché a fianco a un linguaggio scritto dello scarabocchio c'è anche una parte verbale, ho detto, chi sono queste figure? Allora, lei mi ha detto che questo scarabocchio in alto è lei, vedete che è quasi al centro del foglio. Appena sotto,
ed è più complicato intendiamo più completo, è la figura della mamma. Al terzo punto era la figura della sorellina e alla fine, e questo è particolarmente significativo, questo è il papà. Vedete, quindi estremamente sintetico e messo in fondo. Alla sua età la figura paterna è ancora molto sfumata, molto lontana. Allora, cari amici, che cosa voglio dirvi io? Voglio dirvi che non dobbiamo sottovalutare questa forma espressiva che è lo scarabocchio, perché ci dà delle informazioni particolarmente significative, importanti per l'educatore. Sono considerazioni che non vanno trascurate, sono quelle prime informazioni, prima appunto che lo scarabocchio diventi un disegno e quindi più eloquente, oppure una scrittura vera e propria, che noi dobbiamo sicuramente considerare per una buona educazione, per dare affetto all'individuo. Ecco, con questo io vi lascio a questa riflessione, vi sollecito a osservare questo scarabocchio nei vostri bambini, nei vostri nipotini, se non proprio figli, e ritornerò però ancora sull'argomento per parlarvi dello scarabocchio che diventa un disegno e del significato dei disegni. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata, saluto tutti i radioascoltatori e tutti i telespettatori da Radio Conegliano Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.